Amici bellini, vedere, no, non posso zoomare. Come va? Come andiamo? Un po' di sonno, la mattina è crispy, ma quindi la conferenza di Spalletti, cominciamo. No, mi dicono sempre che mi muovo troppo, quindi io mi siedo, ecco, mi siedo proprio così non mi posso muovere. Il cielo dell'America, sono 1000 cieli sopra un continente. Allora, benvenuti sul canale, vi chiedo iscritti al canale, non vi vedo, non vi posso leggere, ma voi potete sempre lasciare un like per supportare i video in trasferta, che devo fare comunque, quindi apprezzate che mi scenda mattina in Brescia per sentire le parole di Spalle, la felicità del bambino napoletano. Insomma, una conferenza che veramente ci dice poco e nulla, però noi andiamo a vedere perché alla fine una verità la sappiamo, che è quella di Osimhen, che io un po' ve l'avevo detto, un pochino io ve l'avevo detto, ci siamo guardati nell'anima e un pochino ve l'avevo detto che non c'era fretta, che non bisognava forzare i tempi, che per fortuna non c'è quella cosa, dice Maronna mi senza Osimhen come facciamo? Non c'è da rischiare niente, c'è da farlo allenare bene, proprio perché poi ci sono tutti gli impegni ravvicinati. Calma, si è allenato, parte con il gruppo e parte da solo, quindi può recuperare tranquillamente e magari ce lo ritroviamo in panchina contro l'Ajax o addirittura titolare contro l'Ajax, vediamo. Però non c'è fretta per questa partita qua. E qui perché non è in condizione, dice Spalletti, dice noi possiamo mettere il nome, no? Dice Osimhen, ma se Osimhen non può correre, non può inseguire gli avversari, non è in condizione di fare le cose, che ce ne facciamo? È il nome che non serve a niente. Le promesse, dobbiamo mantenere le promesse, abbiamo mantenuto le promesse, stiamo mantenendo le promesse, la felicità del bambino, eccetera, eccetera, vabbè. Io non riesco a scrivermi anche le domande perché sono di un banale veramente senza precedenti e Spalletti ci prova a renderle pure interessanti con parole, insomma, così. Però insomma, questo è, ragazzi, non c'è euforia. Ecco, questo è un punto chiave per esempio di questa conferenza, perché tutti quanti dicono ma come si prepara poi, come dopo l'Ajax, le cose, e Spalletti ci fa sapere che non c'è un'euforia, cioè non c'è quella cosa che ce ne siamo partiti di testa e ci siamo esaltati e adesso ci crediamo di essere chissà che. Beh, perché poi l'euforia potrebbe essere pericolosa, ecco perché questo è un pompieraggio, ma è un pompieraggio dall'interno, anche inverso, nel senso che se tu poi mi vieni a dire anche che non solo nel gruppo squadra, ma anche nei tifosi non c'è questa euforia straordinaria, cioè che c'è maturità, scusate, crispi il mattino, se c'è maturità, allora è un pompieraggio inverso che praticamente ci convince anche di certe cose. È un po' come se noi poi adesso Spalletti ha detto così e quindi l'ambiente si calma. Io, insomma, un pochino il polso della community ce l'ho. C'è maturità, ma più che la maturità, io l'ho detto, mi sembra un po' più maturo il tifoso napoletano. Ma più che la maturità c'è quella paura di rimanerci male perché siamo abituati. Secondo me è questa, poi voi nei commenti mi potete dire pure come la pensate. Ci sono alcuni che non vogliono sapere niente, triplete quest'anno è fatta, lo sappiamo, ti vedo. Ci sono anche altri che dicono abbiamo cominciato bene anche l'anno scorso e poi siamo venuti meno, dobbiamo vedere se questi nuovi, l'esperienza, eccetera, sono tutti condivisibili. Quindi io ci andrei calmo, ci andrei piano, cauto, con prudenza, e Spalletti questo ci sta convincendo, dice non ce ne partiamo di testa come tifosi, non se ne sono partiti di testa i ragazzi, e quindi questo è buono perché, capito, l'idea è quella di azzannare, perché proprio perché sono giovani, Spalletti ci dice che la cosa più bella dei giovani è che poi finiscono per azzannare tutti gli avversari despite in inglese, cioè non ha importanza il nome che portano, se è la Cremonese, l'Ajax, il Liverpool, noi la azioniamo tutti perché abbiamo voglia di far bene e abbiamo voglia di dimostrare, i giovani. Insomma, la squadra migliore allenata, e questa la squadra migliore, sempre piace assai questa domanda, la squadra, perché io ieri faccio il video sul miglior centrocampo, perché si dice è questo il miglior centrocampo,
Qual è la squadra migliore allenata? Il Napoli, io alleno il Napoli, questa è quella che alleno adesso il Napoli, eccetera, eccetera. Voi volete quello invincibile? Spalletti subito si fa prendere dalla polemica e riporta un discorso giornalistico, dice voi cercate quello che scarta 2 o 3 e la vince da solo, eccetera. C'è sempre le solite cose, non dico contro Kvara, ma vuole evitare a tutti i costi. Spalletti soffre tantissimo, Spalletti, le individualità che poi ti risolvono la partita, nonostante lui poi in conferenza molto spesso fa i complimenti ai giocatori, dice che è merito loro, eccetera, eccetera, però lui ci tiene assai il collettivo, non uno individualmente, e questo lo sappiamo. Spalletti soffre un pochino le personalità troppo forti che poi ti risolvono la partita da solo. Ecco le solite parole su Kvara, che però insomma ci dice che Kvara sì, cioè che Kvara alla fine probabilmente giocherà, che si è allenato bene e che nelle partite più chiuse poi serve quella qualità. Allora io non credo che voglia privarsi di Kvara. Poi adesso noi nei commenti sotto, ragazzi, voi potete buttarla proprio a caso, perché non ci ha dato indicazioni Spalletti per quanto riguarda la formazione. C'è questa ipotesi di cambiarne 2 o 3, ma sono i soliti 2 o 3, nel senso l'alternanza Mario Rui Oliveira, l'alternanza Lozano Politano, Simeone Raspadori, oppure ci sono dei cambi seri, perché Spalletti la può raccontare come vuole e io apprezzo anche il tentativo, però è chiaro che Ostigar e Juan Jesus sono delle riserve. Vogliamo dire le cose. È chiaro che Zanoli il campo lo vede se stiamo 6-1 contro, contro l'Ajax. Non ci diciamo stupidaggini. Allora vogliamo capire se queste riserve sono, perché lui ci dice anche un'altra cosa. Vabbè, ci parla di Pecchia e di Alvini, dice so quello che possono dare, li conosco molto bene, quindi grandi complimenti per gli allenatori della Cremonese, eccetera eccetera. I nostri giovani azzanano tutti, la squadra più chiusa, non so, dice Spalletti, dice non so se saranno più chiusi, perché poi le ho viste le ultime partite, eccetera eccetera. Tutti nuovi, gli si chiede l'1-1, no? L'analisi dell'1-1 contro l'Ajax, che poi Oliveira, Kvara, Oliveira, però ti sei scordato Lobotka. Caro Antonio Giordano, ti sei scordato Lobotka che ha chiuso il triangolo così, ma non ha importanza, perché poi porta al gol di Raspadori, tutti nuovi. Spalletti dice non è una sorpresa, è il risultato del lavoro, non c'è nessuno scontento, guardate come nessuno gliel'ha chiesto e Spalletti ci vuole dire che non c'è nessuno scontento, ma com'è bella, non c'è nessuno scontento, si lavora benissimo, c'è questa gioia, chi gioca di meno, gioia, chi gioca di meno non è scontento, e hanno fatto un ottimo allenamento. Ma io voglio sapere, gioca Ndombele? E questo a noi ci interessa. Gioca Demme, se la fa una partita Elmas dall'inizio. Questi sono poi quelli là che poi cambiano la storia, perché non li vuoi cambiare tutti, uno per reparto. Allora vuoi mettere un Juan Jesus in difesa per farne saltare una a Kim o a Rachmani, non dico Zanò, a sinistra abbiamo deciso così. Vuoi mettere Ndombele, ti sta convincendo Ndombele, anche se su Ndombele lui dice se fa 45 comunque ha giocato una partita in una settimana, quindi probabilmente forse su di lui deve recuperare. Insomma, sono proprio dati, ragazzi, sono dati tecnici. Spalletti ci dice il turnover non esiste nel calcio moderno, non si fa turnover in base all'avversario, cioè esiste, ma non si fa il turnover in base all'avversario, e tu dici a Cremonese possiamo far giocare Zanoli. Non la pensa così Spalletti, e dice una rotazione continua. Spalletti, una rotazione continua non la vediamo, ma va bene anche, perché se poi perdi identità è un problema. Allora mantieni Bobotta, magari mantieni Anghissà se stanno bene, perché voi fate sempre una cosa di analisi scientifica delle cose. Fanno più fatica i difensori, ce lo devi dire tu, non ce lo vuole dire, ed è pure naturale che non vuoi dare, anche se che differenza fa per Alvini se gioca Juan Jesus o Ostigar dal posto di uno dei due? Ha proprio studiato la partita in base a Kim e Rachmani? Non credo. Sui difensori centrali lo potresti dire, ma non ce lo dice perché vuole tenere tutti sul pezzo, ed è pure giusto. Quindi io, mentre vorrei darvi qualche notiziola, e qualcuno dirà secondo me è proprio così, e poi magari non si indovina niente, la indovinate voi la formazione, io mi butto a indovinare Meret, Di Lorenzo,
Kim, Juan Jesus, Mario Rui. Voglio vedere questa nuova cosa, Juan Jesus, Mario Rui, spostando Kim poi sulla destra per sfizio, anch'issa Lobotka, Elmas, perché se poi gioca a Ndombele dall'inizio e perdiamo Elmas completamente, anche se Elmas adesso sta giocando più a posto di Kvar, ma mettiamoci Elmas al posto di Zielinski una volta. Nessuno sarà d'accordo, lasciate il like per andare contro quelli che... E in attacco rivediamo Politano che sta molto bene, sì, Simeone una volta dal primo minuto lo possiamo vedere, e Kvara. E che Dio ce la mandi buona, e domani ne parliamo live, credo di sì, credo che si possa fare. Da New York penso che si vede, è tutto, dietro ci dovrebbe stare un ponte che è il Verrazzano, ma voi poi che ve ne frega alla fine.